non so voi, ma a me canzoni così, voci così fanno venire solamente che i brividi. Tu cosa pensi, Maurizio? Direi che hai detto proprio giusto, hai detto una cosa bella, soprattutto ho notato una chiave di lettura. Lei, Cecilia, cominciava ad aumentare, il maestro cominciava ad aumentare progressivamente, sta sudando in questo momento il maestro. Aumentava progressivamente, tu aumentavi progressivamente, anche questo è un pezzo che aveva una chiave melodica. Quando tu alzavi la voce, davi la melodia, il maestro ti seguiva e poi rallentava e poi continuava ad aumentare. E questo scambio di umori velocissimi. Lui quando ha iniziato ha dato ok, partiamo, ha dato proprio l'input, sì, e tu sei partita senza nessun problema. E questo la commistione di elementi, l'ok, l'incastro perfetto. Cosa dici, maestro? Sono pienamente d'accordo con quello che dici, Maurizio. Anche vorrei approfondire questo aspetto, cioè avere interplay. Interplay vorrebbe dire parlare tra noi. Esattamente. Okay. Questi pezzi sicuramente di composizione, come avete detto, no? Di Cecilia, hanno questa caratteristica che nella loro essenzialità permettono a chiunque di riconoscersi. Questo per chi suona, quindi per chi come me crea l'interplay con Cecilia, è sicuramente una grande opportunità. Quando si suonano questi pezzi non si può scherzare, è una cosa seria, cioè è un messaggio, e quindi anche la sudorazione rappresenta l'aspetto fondamentale. Si vuol dire che hai dato tutto quanto. Certo. Chiaro. E poi c'è anche un po' di caldo. Sì, qua sempre c'è un po' di caldo, questo è vero. E l'oboe è stato sostituito a questa ritmica veloce, questo continuo aumentare. L'oboe è uno strumento bello, però delicato. Chiaramente il piano che tu hai suonato è un piano, non dico elettrico, è un piano in cui hai quasi toccato le note abbastanza velocemente, in forma non dura ma potente. Poi lavorare con Cecilia è ogni volta una cosa differente. Questa è una caratteristica. Guarda, questa è una caratteristica. Vedo anche Agostino che mi sta, no? Con il quale volevo anche complimentarmi, perché veramente ci avete dato un'accoglienza stupenda, e questo ambiente ci permette di produrci nelle nostre performance in maniera proprio spontanea. Però volevo dire, è una grande artista anche per questo, perché ogni volta che si mette su un pezzo non è la ripetizione in playback che noi riscontriamo, almeno insomma. Voi addetti ai lavori lo sapete bene. Vediamo, no? Esattamente. Cioè, diventa, permettetemi la parola che è un po' forte, ma un parto. Cioè la gestazione di un messaggio che sente, e che quindi per noi che dobbiamo accompagnare questo parto diventa una cosa molto delicata, perché non vogliamo ovviamente, come posso dire, essere troppo invasivi. Sì, ecco. Esattamente, ho capito, sì. Quindi non vuoi rompere l'equilibrio, la voce deve essere leggermente sempre al di sopra delle cose. Io ti porto altri saluti, sono tutti cantanti stasera, ci stanno ascoltando. Uno si chiama Luca Fiamingo, ci sta ascoltando da Roma, e l'altro è un caro amico di questa emittente, Davide Tosches, che salutiamo e lo aspettiamo per il secondo disco che verrà a presentarci qui. Ciao, grazie, li saluto anch'io, mi fa piacere. Allora, Cecilia, visto che hai rotto il ghiaccio con la tua voce, hai voglia di farci un bis subito? Va bene. Sì, sei pronta? Cosa ti va? facciamo? Sì. magari non so se vuoi presentare no. il pezzo in una maniera. Stavo scegliendo quale, perché io sono molto indecisa. Vedi tu. Silenzio, diciamo, ma io volevo gli aiuti, i suggerimenti. Facciamo ascoltare Strong? O la tenevi più per dopo? No, è uguale. La facciamo ascoltare Strong. Anche Petals si potrebbe fare. Anche Petals? Sì, anche la title track potresti fare. Scegli tu. Vedi te. Io faccio partire lo stacchetto, decide il maestro, va bene? Va bene? Va bene. Siete pronti? Così non la presento. Ok. Prepara. L'Uradio Sera.